Forza Italia è la resa dei conti in Veneto. Da mesi il partito di Silvio Berlusconi vive un travaglio interno che rischia spaccature. Sì, no, forse all'alleanza con la Lega Nord per sostenere Luca Zaia, l'entrata in scena di Flavio Tosi in queste travagliate elezioni regionali, gli scontri romani tra Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto. Se a Roma si prende tempo, in Veneto sabato alle 9 sarà il giorno della verità per fugare ogni dubbio su chi sostiene chi. In questa riunione ci saranno tutti i consiglieri regionali che aderiscono a Forza Italia in Consiglio regionale, quindi i due gruppi per capirci, i parlamentari europei e i parlamentari nazionali. Credo che quella sia la sede per un bel chiarimento. Un chiarimento che potrebbe portare ad inevitabili scissioni, soprattutto se vi fossero imposizioni romane. Se c'è chi vuole escludere dei candidati, magari perché sono ben sostenuti dal popolo, mentre i dirigenti sono abituati alle liste bloccate e ai nominati, io e altri consiglieri non ci stiamo. Mal sopporta il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale chi vuol cooptare, leggesi Lega Nord, Forza Italia come partito minore in un'alleanza. Se Lega deve essere, allora le condizioni siano chiare, rispettare i valori di libertà, apertura e coerenza e dunque un no secco a... Nessuna deriva di destra o peggio ancora razzista. Mentre Forza Italia cerca di dipanare i suoi dissidi interni facendo vacillare il sostegno al governatore uscente e ricandidato Luca Zaia, a spingere sull'acceleratore è Alessandra Moretti, candidata alle regionali per il PD. Attacca Alessandra Moretti rinfocolando la polemica su Luca Zaia in campagna al Vinitali. Mentre il Consiglio regionale lavorava per far approvare nel più breve tempo possibile il bilancio preventivo 2015, incalza la Moretti, il governatore leghista era impegnato a brindare e a farsi foto con Matteo Salvini al Vinitali. Veneto tra le ultime regioni ad approvare il bilancio di previsione, un ritardo, dice la Moretti, che costa caro ai veneti. Infine lancia un invito al governatore: Zaia molli il calice e torni a governare. La nostra regione non ha bisogno di passerelle ma di scelte fatte in tempi rapidi.